Aumenteremo la vigilanza all'annuncio dell'assessore comunale alla mobilità all'indomani della violenta rissa a bordo di un bus a CTV con l'autista picchiato e aggredito. Il cadavere di un uomo seminudo e senza documenti raffiorato questa mattina in laguna nel sestiere di Castello vicino al ponte della Celestia, indaga la polizia. Il milanese Caselle e Caltana Sala sotto assedio dei ladri, sabato scorso razziate 5 case in via Gorgo, i residenti espongono striscioni e chiedono un commissariato. Domani torna l'acqua alta a Venezia dal centro mare del comune, domani mattina alle 8:40 attesi 115 cm, mercoledì segnalati invece 100 cm alle 9:05. La qualità della vita a Venezia è peggiorata, lo rileva un'indagine mentre il primo cittadino annuncia di voler analizzare i dati e di intervenire dove sarà necessario. Certi ministeri a Roma remano contro l'autonomia Veneto, lo denuncia il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti nel giorno in cui Salvini promette di tener fede all'impegno. La nuova area di intersezione tra via Martiri della Libertà e via Porto di Caverniago, uno degli incroci più pericolosi di Mestre, diventa più sicura, oggi il taglio del nastro. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia, lo avete dunque sentito dai titoli in primo piano la cronaca, aumenteremo la vigilanza all'annuncio dell'assessore comunale alla mobilità all'indomani della violenta rissa a bordo di un bus della CTV. Sabato sera in orario ben comune alle 8:30 di sera un nostro collega per l'ennesima volta è stato vittima di un'aggressione a bordo dei nostri mezzi di terraferma. È successo a Mestre in piazzale Cialdini. A far scattare la rissa a bordo dell'autobus un gruppetto di giovani alterati. 2 di loro avrebbero dimostrato atteggiamenti maleducati verso una ragazza, iniziando a importunarla, mentre un altro passeggero avrebbe reagito in sua difesa. Si è scatenata una rissa che ha costretto l'autista a fermare la corsa all'altezza di via Righi, intervenendo per sedarla, ma ha preso un pugno a sua volta. A quel punto i ragazzi sono fuggiti e visti salire a bordo di un altro bus sempre diretto a Venezia. Poco dopo però sono stati fermati dalle forze dell'ordine a Piazzale Roma. La ferita riportata dal conducente del bus non è grave, ma induce gli autisti a chiedere maggiore sicurezza con la presenza di agenti a bordo. Che sia con la divisa, che siano vigili urbani, polizia locale o di prossimità, come ha detto il sindaco Brugnaro, oppure anche dei veri e propri, cioè militari, che possono essere anche delle guardie giurate che già oggi lavorano con noi, però noi ci serve una presenza sul territorio nelle ore serali, nelle linee notturne e nei punti più caldi della città, a bordo da capolinea a capolinea o per quantomeno un presidio nelle zone più calde della città, quali possono essere Mestre Centro, Piazzale Cialdini, piuttosto che la stazione di Venezia o ancor peggio Piazzale Roma. Proposta che sembra già ampiamente condivisa dall'amministrazione. L'ennesimo grave fatto all'interno di un autobus, noi ringraziamo chiaramente l'impegno dell'autista che è intervenuto su una rissa eccetera. Ovviamente qui parlando con l'azienda VM, ma ovviamente anche con il sindaco, noi dobbiamo cercare nei modi e nei costi corretti di aumentare la vigilanza, perché purtroppo troppo spesso accadono questi incidenti che coinvolgono sempre di più i nostri autisti. Nel caso ovviamente l'aggressione non riguardava un autista, però aveva dato alto applauso dell'intervento dell'autista per sedare la rissa, quindi dobbiamo lavorare ancora, oltre che nelle fasce notturne di alcune corse che abbiamo scelto nel tram e alcune corse molto importanti, di aumentare la vigilanza. Il corpo senza vita di un uomo questa mattina è stato trovato mentre galleggiava nell'acqua di un canale a Venezia, nel sestiere di Castello, a pochi metri dal ponte della Celestia. A notarlo dei passanti che hanno subito lanciato l'allarme. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un uomo dell'apparente età dei 40-45 anni. Al momento del ritrovamento era seminudo e non aveva con sé alcun documento. Il corpo non presenta segni di violenza, quindi la caduta in acqua potrebbe essere stata causata da un incidente oppure da un malore. Le ipotesi comunque sono tutte aperte e si spera che l'autopsia disposta dal magistrato possa contribuire a fare chiarezza sull'accaduto. Il decesso, a giudicare dallo stato della salma, risale a poche ore prima. In corso le verifiche del caso anche tra le eventuali denunce di scomparsa presentate di recente. Ora indaga la polizia.
Serve un commissariato di polizia nel Milanese, scrive così dal Ministero degli Interni il fronte comune di Campocroce Caltana per cercare di far fronte all'emergenza furti che sta colpendo il territorio. Sentiamo. È un bel periodo di ladri che stanno facendo tutta la zona, qui a Caltana anche a Caselle, e hanno fatto tutta la via Gorgo, e ho sentito ieri che si sono spostati qui dietro e sono andati su per le terrazze, rubano gioielli e se non trovano niente mangiano, però ti rompono le porte e fanno dei danni. A Santa Maria di Sala, in tutto il comprensorio del Milanese, la gente con una raccolta firme torna a chiedere con forza venga istituito un commissariato di polizia. Scrive direttamente il Ministero per l'emergenza furti che sta dilaneando tutto il territorio con un'escalation di razzie in casa senza precedenti. Da Campocroce a Mirano fino a Caselle e Caltana, le frazioni più colpite dai banditi, paesi tappezzati di striscioni con delle scritte decisamente eloquenti, segnalano il malessere della gente stanca di non sentirsi sicura in casa propria. Io da capire che siamo tenere l'idea 8. I residenti di Caltana, frazione di Santa Maria di Sala, sono letteralmente esasperati. Una frazione questa presa d'assedio dai ladri, con furti che si moltiplicano nel corso dei giorni. In paese non si parla che di questo, con i cittadini che si riorganizzano con le ronde a piedi e in auto, come riportano le voci del bar. Per cercare di risolvere il problema, di rimettere di nuovo delle ronde. E intanto si cerca di coordinare al meglio il già presente controllo di vicinato, come spiega questa residente, nonché moglie di un volontario della citata associazione. Diciamo che l'azione dei volontari stessi dovrebbe essere più coordinata perché attualmente è molto settoriale, cioè i vari gruppi sono divisi per zone, per quartieri, e prima che la comunicazione passi da un gruppo all'altro passa del tempo, perché ci sono tutta una serie di responsabili che sono incaricati di passare le notizie, mentre invece i ladri si spostano da un quartiere all'altro molto più velocemente, purtroppo. Raffica di furti in casa sabato scorso a Caltana di Santa Maria di Sala, con la gente ancora sotto shock. Sono gli stessi residenti a raccontarci come si vive nella paura dopo essersi trovata la casa razziata. Sabato sera dicono che ci sono stati 5 furti nel giro di un'ora, nelle zone Caltana, Santa Maria di Sala e Caselle. I carabinieri ve l'hanno detto? Sì. E la voce di uno dei depredati lungo via Gorgo, qui a Caltana di Santa Maria di Sala, dove sabato scorso è stato un sabato decisamente nero per molte famiglie di qua, letteralmente razziate di ogni bene, con la raffica di furti subiti in appartamento come in casa. Lì in fondo, l'ultimo, c'è stato in questa casa e nell'altra abitazione di là. Tutti la sera di sabato? Tutti la stessa sera, più o meno dalle 6:30, intorno più o meno fino alle 8, così indicativamente, perché io sono rientrata alle 8 e i furti erano già avvenuti. Noi eravamo via, eravamo fuori per il weekend e mi ha chiamato mia mamma dicendo è entrata un attimo e ha trovato tutto sottosopra. Sono entrati qua dalla finestra e l'hanno scassata, non so come l'hanno aperta, hanno tirato fuori di tutto e di più. Aperto la cassaforte e vabbè, abbiamo trovato un po' un macello. Rubati i risparmi in contanti dalla cassaforte insieme ad altro sparso per la casa, racconta Valentina, mamma di un bimbo piccolo ancora sotto shock. Mi trema anche la voce, è brutto. Infatti adesso non avevamo ancora neanche l'allarme, quindi abbiamo fatto tutto stamattina in fretta e furia per salvare il salvabile e rimediare quello che si può rimediare, perché non si sta bene. E con Valentina attraversa la casa razziata ma soprattutto danneggiata anche una pensionata 73enne depredata nel tempo occupato per uscire da casa e recarsi nella vicina chiesa per la messa a suffragio del marito a 3 anni dalla sua scomparsa, così nelle parole della sua domestica. Da me ha portato 10 euro din portofol che era in cucina, che mi teneva per le spese, prendere un po' di pane, così da oggi a domani, diciamo, non so che era. Però sopra hanno tirato via, era orecchini, insomma, ma non ha portato via, non so come mai.
E dopo i cassetti tutti i cusci tirati, tutti i lenzuoli che aveva la signora, non so, che era tutti parti, era così, e i figli hanno guardato, ha detto secondo loro non ha portato via niente, però sono entrati, ecco, questa ne fa male. In paese la gente è davvero più che esasperata. Si vive con paura di più, non si può. Ci stiamo organizzando per fare noi il giro della casa, per controllarla, per aiutarsi tra vicini, perché non abbiamo alternative, non ci sentiamo neanche tutelati sinceramente, perché non è possibile, tante volte ci sono le luci anche spente, quindi non è facile vivere così. Vi siete appellati al sindaco? Noi sì, ci sono dei gruppi organizzati, adesso avremo un incontro anche mercoledì e quindi faremo anche questo, insomma, sperando, anzi sicuramente ci darà ascolto perché è una persona che è abbastanza disponibile. Domani torna l'acqua alta a Venezia, stando alle previsioni del centro maree del comune, domani mattina alle 8:40, attesi 115 centimetri contro i 125 segnalati in precedenza. Mercoledì segnalati invece 100 centimetri alle 9:05. Secondo le previsioni fino a domani mattina aumenteranno anche i venti, con un rinforzo in particolare sulla costa. Bora moderata o tesa sul resto della pianura, mentre continua ad affluire aria fredda dall'Europa nord-orientale, che rialimenta una circolazione ciclonica già presente in quota e comincia a far calare anche la pressione al suolo. La perturbazione che ne consegue interesserà il Veneto soprattutto da stasera, con molte nubi e un po' di precipitazioni. Il Comune di Venezia consiglia di seguire gli aggiornamenti delle previsioni effettuati 24 ore su 24 attraverso i seguenti canali: il sito del Comune di Venezia www.comune.venezia.it, i profili social del Comune di Venezia e del Centro Maree, la segreteria telefonica al numero 041 241 1996 o registrandosi al servizio gratuito SMS. La qualità della vita a Venezia è peggiorata, lo rivela un'indagine, mentre il primo cittadino annuncia di voler analizzare i dati e di intervenire dove sarà il caso. Sentiamo. Meno 21. Sono le posizioni che Venezia perde nell'indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, realizzata da Italia Oggi con l'Università La Sapienza, giunta alla 20ª edizione. La città lagunare passa dunque al 62esimo posto dal 41esimo dello scorso anno, dati che il sindaco Brugnaro non ha intenzione di sottovalutare. Dobbiamo vedere quali sono i dati che hanno raccolto per fare questa statistica. Potrebbe essere che abbiamo perso punti perché sono morti mi sembra circa 9 persone di droga, tossicomani, diciamo. Chiaramente la cosa è, però noi non riusciamo a farci niente su questo, purtroppo sono i frutti di una laissez-faire di tanti anni fa. Per tanti anni si è pensato di dare il metadone invece che probabilmente affrontare i temi. Non so quali siano i parametri su cui si va a verificare questo. Una volta esaminati accuratamente e capite le criticità, l'amministrazione agirà di conseguenza. Dove possiamo intervenire interveremo, sono comunque numeri che possono essere utili. Il totale ci dice poco, adesso chiederemo che ci diano i resoconti su dove sono state scelte, così poi potremo anche discuterli insieme, ma insomma io li colgo sempre come azioni utili, la misurazione è sempre utile. E mentre Venezia si mette al lavoro per capire il perché di una caduta in classifica, Bolzano gioisce del suo primo posto, seguita da Trento e Belluno. Sono 9 le griglie dell'analisi: affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita, con 21 sottodimensioni e 84 indicatori di base. Ennesimo episodio di degrado in città, un uomo ha fatto la pipì sulla Basilica della Salute. Proprio nei giorni in cui la Basilica della Salute è meta del pellegrinaggio annuale a ricordo della sconfitta di una delle tante pestilenze che ha colpito la città, un giovane trevigiano ha pensato bene di fare la pipì in un angolo dell'edificio. La polizia municipale però l'ha visto e quindi sanzionato per 3.000 euro. In occasione della festa la Basilica è raggiungibile con un apposito ponte su barche a scavalcare il Canal Grande, ma è anche attrezzata nelle vicinanze con bagni pubblici, aspetto di cui il trevigiano non si è minimamente
interessato. Non è certo il primo caso in città dove spesso il malcostume la fa da padrone, nonostante le campagne di sensibilizzazione per il rispetto di una realtà che è monumentale in ogni sua pietra e che in questi ultimi anni ha visto le forze dell'ordine sempre più attente nel difenderne il decoro. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Ci sono dei ministeri a Roma che remano contro l'autonomia del Veneto, la denuncia del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti nel giorno in cui Matteo Salvini ribadisce l'impegno a portare il dossier in Consiglio dei Ministri. Entro l'autunno mi ero impegnato a fare il primo passaggio in Consiglio dei Ministri sull'autonomia. Manca un mesetto alla fine dell'autunno, quindi contiamo di rispettare anche questo impegno come tanti altri. Le rassicurazioni arrivano in giornata dal vice premier Matteo Salvini dopo settimane di silenzio sul dossier attualmente sul tavolo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ora c'è una scadenza precisa, il 21 dicembre, ultimo giorno d'autunno. Intanto il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti denuncia l'ostruzionismo di una parte della burocrazia statale. Ci sono alcuni ministeri che sono un po' riottosi nel collaborare e questo è comprensibile. Dai burocrati ministeriali romani non potevamo aspettarci completa disponibilità. L'autonomia non ce la regala nessuno, dovremmo combattere per averla, dovremmo battere i pugni su certi tavoli. In alcune parti d'Italia, sostiene Ciambetti, c'è molta invidia per il Veneto che ha dimostrato di sapersi rimboccare le maniche anche in situazioni di grave difficoltà. Lo abbiamo visto con il maltempo nel Bellunese, quando per la prima volta è stato messo in pratica il protocollo che prevede il Presidente di Regione come massima autorità di protezione civile. Quello che abbiamo dimostrato in Regione Veneto è che questa volta l'emergenza ha avuto una gestione sicuramente più efficace e efficiente. Lo facciamo in tantissime altre cose, dalla sanità all'ambiente al sociale, però ripeto, quando la Regione viene messa in grado di gestire in autonomia o in piena responsabilità certe cose, lo fa sicuramente meglio di qualche ministeriale. Ogni resistenza sarà superata, confida il Presidente del Consiglio regionale, grazie alla spinta dei 2.400.000 veneti che hanno votato nel referendum dello scorso anno. Adesso andremo a chiedere conto a questi ministeri che, ripeto, stanno facendo melina, stanno facendo ostruzionismo e non vogliono dare ai veneti l'autonomia che i veneti si aspettano e si meritano. Inaugurato la nuova intersezione a pochi passi dal Palasport Tagliercio, spesso teatro di incidenti mortali. La nuova area di intersezione tra via Martiri della Libertà e via Porto di Caverniago, uno degli incroci più pericolosi di Mestre, diventa più sicura, non solo per gli automobilisti ma anche per pedoni e ciclisti. In questo incrocio prima, senza le corsie specializzate per la svolta a sinistra, ci sono stati numerosi incidenti, purtroppo numerosi mortali e con tutte le cose che conseguono, insomma. Taglio del nastro questa mattina alla presenza tra gli altri del sindaco Brugnaro, del governatore Zaia e dell'amministratore delegato di Veneto Strade Vernizzi. 2.100.000 euro, una bella operazione, soprattutto riuscita bene perché consegnato anche con dei giorni di anticipo, un preventivo del contrattuale di 540 giorni di lavoro consegnata dopo 380 giorni. Nell'incrocio sono state realizzate 2 nuove corsie, una per ogni senso di marcia, dedicate ai veicoli che devono svoltare a sinistra, e si è proceduto alla ricalibratura dell'intera intersezione con la realizzazione di un nuovo percorso ciclopedonale e la sistemazione di vari sottoservizi. Un cantiere che ha visto molte donne protagoniste. È un cantiere seguito totalmente da personale di Veneto Strade, un cantiere rosa perché le donne erano in prevalenza totale, cioè 3 donne e un uomo hanno seguito questi lavori. Quindi grazie al personale di Veneto Strade, grazie all'impresa, grazie agli operai che hanno lavorato sempre con il traffico presente e quindi in condizioni anche effettivamente di pericolo. Un'ultima cosa, vi ricordo che questo cantiere ha avuto il premio Cantiere Sicuro dal Comitato Paritetico per la sicurezza della provincia di Venezia. Tenete conto che questo è stato uno dei primi problemi che è arrivato sulla mia scrivania quando io sono diventata assessore, con delle forti proteste da parte del comitato sulla necessità di mettere in sicurezza questo incrocio e ovviamente proteste che erano anche fondate, quindi sono assolutamente contenta che oggi, grazie all'impegno e alla
lavoro di donne, oltre che degli uomini, siamo arrivati a tagliare il nastro e a dare delle risposte al territorio, perché questo è quello che più mi importa. Sono circa 200 all'anno i bambini ricoverati nella patologia neonatale dell'ospedale all'Angelo. La nascita prematura può causare problemi al neonato, rendendolo più esposto all'attacco di malattie e talvolta compromettendo le funzioni vitali. Ogni 17 novembre, giornata dedicata ai bambini nati prematuri, all'ospedale dell'Angelo di Mestre le porte del reparto di patologia neonatale si aprono alle famiglie in un momento di vicinanza e di affetto. È il giorno in cui i parenti, in particolare nonni e fratellini, possono andare a salutare i bimbi in terapia intensiva. La parte, come dire, umana, la parte dell'accoglienza, la parte dell'ascolto, la parte appunto dell'accompagnamento nel percorso di cura per quanto riguarda questi bimbi che nascono appunto prematuri è assolutamente fondamentale. Da questa attenzione nasce appunto l'affetto che si instaura, il legame che si instaura tra gli operatori sanitari e la famiglia appunto del bambino. Ed è un affetto, una vicinanza che continua nel tempo, anche al di là di quando appunto il bambino ritorna a casa per vivere la sua vita normale. Un legame testimoniato pochi giorni fa dalla presenza di un centinaio di persone nell'aula blu dell'ospedale per l'edizione 2018 del Prematurity Day. Le associazioni di genitori hanno assistito il Dipartimento Materno-Infantile nel preparare le iniziative della giornata, allestendo un piccolo stand con materiale informativo sulla prematurità. In collaborazione con la scuola in pediatria sono stati organizzati uno spettacolo e dei laboratori sul tema della magia. I bambini nati prematuri e ora cresciuti sono poi saliti in reparto vestiti da maghi per consegnare un simbolico dono, una stellina o una bacchetta magica ai neonati ricoverati in terapia intensiva. Qui oggi abbiamo addirittura un ragazzo che è passato qui 19 anni fa e che oggi appunto ha 19 anni e come dire, è un po' il nostro testimonial di cosa si può fare con l'attenzione appunto dovuta alla situazione di prematurità. Ed ora la sconfitta della Reyer con Milano. Non ho niente da rimproverare ai miei giocatori, abbiamo giocato una grande partita, una partita a livello di collettivo e di gruppo sicuramente strutturata, sicuramente importante e credo che la differenza l'abbiano fatto due giocate dei singoli di Milano nel momento in cui la partita era equilibrata, hanno avuto forse più lucidità. Non ha tradito le aspettative di chi voleva un match spettacolare lo scontro al vertice tra Milano e Venezia domenica sera al Taliercio. A spuntarla 81-84 alla fine sono i campioni d'Italia, ma coach De Raffaele è ugualmente soddisfatto dalla prestazione dei suoi, che dopo una partenza disastrosa riescono a rimontare da -22 e passare addirittura in vantaggio, con un parziale di 49-29 nei due quarti di mezzo. Non era facile rientrare dopo un inizio così duro, così addormentato, e invece la squadra è stata coesa, è stata lucida, ha giocato una difesa molto solida, ha avuto risposte molto positive da questa partita perché credo che a livello di gruppo abbiamo risposto come un grande gruppo trovando tanti protagonisti inattesi a dispetto magari di chi si pensava sarebbe stato protagonista. Milano porta dunque a casa il primo scontro stagionale tra le due squadre che al momento sembrano disputarsi il campionato. La Reyer resta sola al secondo posto, complice la sconfitta di Cremona nel derby con Varese. Mi porto a casa tante sensazioni positive, considerato appunto il fatto che certamente non abbiamo giocato individualmente al massimo, ma certamente come gruppo e come squadra abbiamo fatto una partita di grande spessore. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 si parlerà della violenza sulle donne, in studio Rudy Roffarè, segretario generale aggiunto della CISL Belluno Treviso, Alessia Salvadore, responsabile del coordinamento donne CISL Belluno. Subito dopo Ring, Salvini e Di Maio divisi su tutto, il governo tiene. In studio Enrico Zanetti, ex viceministro di economia, Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle, Alessandro Luigi Bisato, segretario del PD Veneto e Gian Antonio Darè, segretario Lega Veneto. Ed è tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Residui fenomeni, ma prevale il bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto non sarà da escludere qualche pioggia a carattere sparso al mattino, ma col passare delle ore sulla nostra regione sarà via via più asciutto e stabile, con ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso ovunque. Clima freddo con temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime comprese invece tra 6 e 8 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la previsione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili delle precipitazioni nella prima parte della giornata. Poi migliorerà con tempo più asciutto e stabile su tutti i settori, ma con cielo molto nuvoloso. Temperature stazionarie fredde con minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime oscillanti invece tra 4 e 7 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sulla nostra regione sarà una bella giornata caratterizzata dal sole. Il cielo si presenterà sereno o al più con poche nubi a carattere sparso, soprattutto nel pomeriggio. Al mattino invece non si esclude qualche piovasco. Clima freddo con temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi, massime oscillanti invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.